Si scrive Oratorio Marineo contro Cus Palermo, si legge scontro per la sopravvivenza, si gioca al Comunale di Marineo, una delle partite più importanti del turno del campionato di eccellenza numero 26 e si gioca in un impianto pieno fino all'ultimo posto a sedere per una partita che nessuna delle due squadre può permettersi di perdere. L'Oratorio che deve difendere il fattore campo contro il Cus Palermo che invece viene da una striscia di risultati utili consecutivi che hanno consentito di riaprire clamorosamente la corsa per la salvezza. Iniziamo con il film della partita, con il calcio di punizione di Ciccio Maggio, che come sempre è un pericolo sulle palle inattive. Poi il calcio di punizione di Cardinale, la palla che rimane nel cuore dell'area di rigore, viene allontanata dalla difesa del Cus Palermo, poi rimane però a disposizione della squadra di Pagano che effettua questo cross con la palla che arriva sul secondo palo, il colpo di testa che sorvola la traversa. Poi ancora Sanyong per il Marineo con questo inserimento tentato e la conclusione che si perde sul fondo da parte di Sanna Sardo. Poi dall'altra parte calcio di punizione per il Cus Palermo con la palla che spiove, per poco Fofana non la riesce a correggere, la palla gli sbatte letteralmente sul petto prima di perdersi fuori. Poi Kubi cerca di liberarsi al limite dell'area, pallone poi messo in mezzo ancora per Fofana che questa volta con i piedi non riesce a indirizzare verso la porta avversaria, ma veniamo all'azione che si sviluppa dall'altra parte col Marineo che attacca sulla sinistra con il cross che arriva a centro area, colpo di testa e palla che si perde sul fondo, Cardinale vicino alla rete del vantaggio. Poi ancora attacca la squadra di casa con questo tentativo di Maggio deviato in calcio d'angolo. Anima della squadra come sempre Ciccio Maggio, ma attenzione a questa azione con Ciancimino che mette in mezzo, non arriva Sanyong, arriva invece Michele Di Maggio per il vantaggio dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo. Esplode il pubblico di fede marinese, esplode la squadra guidata da mister Pagano che dunque passa a condurre per 1-0. L'esultanza di gruppo al centro del campo, Marineo che insiste, Cus che accusa il colpo, qui ancora Di Maggio che stavolta si allarga sulla destra, mette in mezzo il pallone, c'è l'anticipo da parte di Carollo che dunque torna al centro della difesa del Marineo, ma attenzione a questa bomba da parte di Favata che si va ad insaccare sotto l'incrocio dei pali, non può nulla la Min Sisei. 1-1 e gran gol e grande festa per uno dei frutti del settore giovanile del Cus Palermo, l'esultanza davanti alla panchina cussina, Cus Palermo che insiste, qui Sheriff con la giocata tra le linee, il servizio per Fofana che viene toccato duro da Maggio, l'arbitro non ha dubbi, concede calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il grande ex della partita, ovvero sia Mustacciolo, che prende una rincorsa molto breve, ma calcia perfettamente sotto l'incrocio dei pali. Il vantaggio, il sorpasso del Cus Palermo e poi l'esultanza un po' provocatoria, un po' polemica da parte di Mustacciolo che ha iniziato la stagione con il Marineo e adesso è uno dei leader tecnici e non solo del Cus Palermo che qui deve difendersi da questo tentativo da parte del Marineo che pareggia subito il conto con il giovane Sanna Sardo, prodotto del vivaio del Palermo che è il più lesto e il più preciso ad insaccarla, battuto di salvo in un duello tra baby di assoluto avvenire e ancora parità è 2-2 al Comunale di Marineo proprio poco prima che il direttore di gara mandi le squadre negli spogliatoi. Un primo tempo vibrante, ma il secondo tempo si preannuncia ancora più intenso, ancora più spettacolare al Comunale di Marineo, con la palla rimessa in gioco e con l'Oratorio che torna subito ad attaccare qui sul fronte sinistro. Poi converge Ciancimino che non riesce a dare giusta precisione alla sua conclusione di destro. Qui calcio d'angolo per l'Oratorio con la palla che viene parzialmente allontanata da Carollo, viene rigiocata nel cuore dell'area, c'è Ciccio Maggio sul secondo palo, controllo e destro, battuto di salvo, 3-2, ancora in vantaggio la squadra guidata da Peppe Pagano con il suo capitano che va a bersaglio. Poi calcio di punizione, ci prova Sainei Sanyong, palla sopra la traversa, Di Salvo controlla la traiettoria, dall'altra parte Scozzari con il cross al centro, interviene Nuccio, forse tocca a lui, forse è una deviazione di un difensore del Marineo, ma quel che conta è che il Cus ha pareggiato ancora una volta e si è portato sul tre pari. Decisivo l'ingresso dalla panchina di Nuccio nel corso del secondo tempo. E parità ancora, partita vibrante e bellissima al Comunale di Marineo. Qui l'affondata sulla destra dei padroni di casa, Ciancimino, un rigore in movimento, ma si immola Piscopo per togliere forse il gol del 4-3. Gol del 4-3 che non arriva, ma c'è ancora un attacco da parte del Marineo con Ciancimino che si inserisce, poi Di Maggio che scarta Di Salvo e segna, ma per l'arbitro è fuori gioco del numero 7
dell'oratorio marineo. Ma attenzione poi a questa azione con Fofana che controlla, rovesciata straordinaria da parte di Fofana. 4-3 Kus, gesto tecnico e balistico di assoluto spessore da parte del centravanti del Kus, che poi aveva ad esultare sotto allo spicchio riservato ai tifosi ospiti. Torna in vantaggio la squadra di Zappavigna, che poi ha un'opportunità per continuare ad attaccare questo calcio di punizione con la palla che scende soltanto all'ultimo momento, la controlla non senza patemi d'animo Lamin Sisei. Poi dall'altra parte ancora Nuccio con il tocco per Favata, che attende l'arrivo dei compagni, mette in mezzo il pallone sul secondo palo, non perfetto Sisei, e allora Fofana può riprendersi il pallone ma non riesce a calciare. Allora Sisei si riprende il pallone, torna a farsi vivo il Marineo con Sanyong, la palla messa dall'altra parte, Maggio anticipa l'uscita di Salvo, calcio di rigore per il Marineo. Si presenta dal dischetto proprio il capitano Ciccio Maggio, lunga rincorsa, botta potente al centro della porta, 4-4, doppietta per Ciccio Maggio, sempre più difensore goleador, sempre più trascinatore dell'oratorio marineo in questa folle partita che potrebbe risolversi con un calcio di punizione in favore del Kus. Proprio l'ultima azione della gara, palla rincorsa a Mustacciolo, conclusione però debole che viene bloccata da Sisei, e dopo questo tentativo il direttore di gara pone fine ad una partita epica con il Marineo che riesce ad evitare la sconfitta, il Kus che prolunga la striscia di risultati utili consecutivi. Da Marineo è tutto, da Sportisil è tutto, alla prossima.